A te la linea, Antonino. Grazie Lawrence, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 859 di oggi, giovedì 10 di ottobre, l'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net e soprattutto ricordate fesso chi non legge radiolibertà.net per il semplice e banale motivo che radiolibertà.net non è più soltanto un sito sul quale vi potete informare su questa radio, ma è anche e soprattutto un quotidiano online dove potete trovare i Liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, dove potete trovare i giornali visti da Giulio Cainarca e le videopillole e molto altro ancora. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato Vasco Rossi con La strega, la diva del sabato sera del 1979 e in particolare vi diamo le coordinate a cui incrociamo 340 670 9659 e il telefono sarà poi aperto più tardi. Perché naturalmente con Carlo Cambi io credo che questa sera avremo molto da discutere e soprattutto dovremmo rivedere anche la scaletta dell'ufficio Cambi tra una decina di minuti, perché ahimè questo pomeriggio è accaduto qualcosa che francamente non ci si sarebbe aspettati. Che cosa è successo? Ve lo leggo dall'ANSA. Questo pomeriggio Israele ha preso di mira e colpito 3 basi della missione UNIFIL schierata nel sud del Libano. È stato confermato all'ANSA da Andrea Tenenti, portavoce della missione ONU, di cui fanno parte 1 migliaio di italiani. 2 basi sono italiane, la terza è il quartier generale della missione. L'esercito di Israele ha sparato su una delle basi italiane lungo la linea di demarcazione col Libano. Precisamente, a quanto pare, un carro armato avrebbe sparato contro la base UNP 1-31 sulla collina di Labune, nell'area di responsabilità del contingente italiano. Secondo le fonti locali, dopo che un drone israeliano ha ripetutamente sorvolato la base, i colpi israeliani hanno preso di mira l'ingresso del bunker dove sono rifugiati i soldati italiani. Nell'attacco, affermano le fonti, sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione tra la base e il comando UNIFIL a Naqoura. Ci sono almeno 2 feriti tra i caschi blu del quartier generale UNIFIL e in particolare questi 2 feriti sarebbero 2 caschi blu di nazionalità indonesiana rimasti feriti appunto dopo che il carro armato di Israele, quindi il Merkava, ha sparato contro una torretta di osservazione della base. La torre è stata centrata, i 2 militari dell'ONU sono precipitati a terra. Le loro condizioni però non sono gravi. Alcune telecamere poi che si trovano negli avamposti italiani di 2 basi di UNIFIL sono state distrutte da colpi di armi portatili. L'episodio sarebbe avvenuto alla base di Naqoura, appunto, che è stata presa di mira dall'esercito di Tel Aviv. In questi minuti c'è una conferenza stampa in corso del ministro della difesa Guido Crosetto. In particolare il ministro Crosetto, riferisce sempre l'ANSA, ha dichiarato: non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato l'UNIFIL che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano. Così il nostro ministro della difesa Guido Crosetto nel corso di questa conferenza stampa. Riferisce sempre l'ANSA che gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra. Si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale non giustificate da alcuna ragione militare. Inoltre, gli atti avvenuti non hanno una motivazione militare. Aspettiamo la risposta per capire cosa abbia portato a fare ciò che è avvenuto. Non sono colpi partiti per errore. Inoltre, dice il ministro Crosetto, questi incidenti, riporta ancora l'ANSA, sono intollerabili, devono essere accuratamente e decisamente evitati. Per tali motivi ho protestato col mio omologo israeliano e con l'ambasciatore di Israele in Italia.
Stamane ho trasmesso una comunicazione formale alle Nazioni Unite per ribadire l'inaccettabilità di quanto sta accadendo nel sud del Libano e per assicurare piena e costruttiva collaborazione dell'Italia a tutte le iniziative militari volte a favorire una de-escalation della situazione e il ripristino del diritto internazionale. La sicurezza dei militari italiani schierati in Libano rimane una priorità assoluta per me e per tutto il governo italiano. Ma adesso qui Parlamento. Sigla. Qui Parlamento. Allora, al telefono con noi l'onorevole Rossano Sasso. Buonasera, so che lei è molto di fretta, quindi faremo un qui Parlamento short. Che cosa succede all'università a Sassari? Mi scusi, quando ho letto la cosa sono rimasto un pochettino perplesso. L'esame sul queer, che succede? Beh, allora io sinceramente ignoravo l'esistenza sia del docente universitario che dell'esame di teoria queer o di genere, proprio cito testualmente, fino all'altro ieri, perché poi è uscito un articolo in cui questo docente mi ha attaccato per la risoluzione della Lega che ferma il gender nelle scuole. E allora poi, visto che non porgiamo l'altra guancia, perché di guance ne abbiamo due, le abbiamo finite, ho fatto una ricerca. Ebbene, esiste un esame di teoria queer e tra i libri consigliati per passare l'esame c'è anche Elementi di critica omosessuale del 1977 a firma Mario Mieli, che in più di una pagina fa una vera e propria beatificazione della pedofilia. Quindi qui siamo veramente al di là. È tutto documentato sia sulle mie pagine social che sui documenti parlamentari, perché ovviamente qui non si tratta di un semplice convegno, di un laboratorio che se è molto discutibile per bambini trans di 5 anni, come è successo la settimana scorsa all'Università di Roma. Qui stiamo parlando di un esame universitario, quindi di settimane di lezioni, di spiegazioni, poi proprio il momento dell'esame stesso dove, a parte che voglio capire che basi scientifiche abbia la teoria queer, a tal punto da essere elevata al rango di esame universitario, ma poi su cosa ci si prepara. Io ho letto oggi in aula alla Camera e sui social è postato il mio intervento dei passi di questo libro e ho concluso nell'unico modo in cui una persona con un minimo di buonsenso, una persona normale, potrebbe concludere, cioè che queste cose fanno schifo, che queste nefandezze andrebbero vietate e censurate, figuriamoci se insegnate all'università. E ovviamente per questo, per aver detto quello che penso che tutti gli italiani sani di mente condividano, mi sono preso gli strali dell'opposizione. Addirittura c'è stato un deputato del Movimento 5 Stelle che anziché intervenire nel merito si è alzato dal suo banco, è venuto nella direzione dei banchi della Lega, ha cercato di provocare, siamo rimasti fermi ai nostri posti, abbiamo reagito con un sorriso, questo non contento poi si è fatto espellere il deputato Iaria del Movimento 5 Stelle. Ma ancora più risibili sono state le condotte di AVS con la deputata Ghirra, che anziché prendere le distanze da queste porcherie ha attaccato me dicendo che sono un oscurantista per aver voluto fare, chiarezza su questa vicenda cupa, e mi ha accusato di voler, intimorire i docenti italiani e di decidere io cosa sia giusto o cosa non sia giusto spiegare. Ovviamente io non voglio questo, ma pretendo che con i soldi pubblici nessuno possa studiare libri all'Università dello Stato italiano in cui si beatifica e si sdogana la pedofilia. Guardate, non sto esagerando, ribadisco, andate sulle mie pagine social, è tutto portato in maniera fedele. Chiaramente adesso io però non mi fermo, siamo al governo, voglio, esigo che il ministro dell'Università Anna Maria Bernini faccia chiarezza su questa vicenda. Non mi interessa come la pensa, mi interessa che risponda, ovviamente, l'organo amministrativo universitario che ci dia delle risposte, perché gli italiani hanno il diritto di sapere. Io da parlamentare della Repubblica, sinceramente, francamente, direbbe qualcuno, me ne infischio delle accuse
pazzesche che ci piovono perché basta che non sia allineato e non la pensi come loro e ti dicono che sei omofobo, io lo ribadisco, chi non si dissocia dalla pedofilia mi preoccupa e mi fa schifo, così come chi decanta la pedofilia, punto. Questo mi sembra fuori discussione, già che ci siamo. Stiamo parlando Non per tutti, appunto... non per tutti purtroppo, evidentemente vabbè, non per tutti. noi continuiamo a essere dalla parte giusta perché francamente di quello che può pensare, che poteva pensare o che poteva scrivere Mario Mieli a proposito della pedofilia, beh, noi pensiamo ancora che sia uno schifo, credo che su questo È io e un lei orario almeno saremo protetto. Vi dico d'accordo. soltanto che in uno dei passi che viene in qualche modo diffuso, il cui titolo del libro è riportato sul sito istituzionale dell'università, c'è scritto: noi dobbiamo fare l'amore con i bambini e la società eterosessuale e la famiglia, che sono repressive, la devono smettere di giudicarci negativamente. Questo in estrema sintesi, però ripeto, Sì, andatela a vedere, documentatevi, perché tra l'altro un professore che ha dichiarato, questo gliene rendo atto, gliene do merito, è stato il primo di quel mondo lì a gettare la maschera e a dire sì, l'ideologia gender esiste e la rivendico e la elevo al rango di insegnamento, mentre fino alla settimana scorsa Arcigay, PD, Movimento 5 Stelle mi dicevano l'ideologia gender non esiste, tu fai le battaglie sul nulla, finalmente qualcuno di loro comincia ad ammetterlo. L'ideologia gender esiste e ci sono dichiarazioni che io ho screenshottato e riportato fedelmente, quindi è nata una battaglia di libertà, una battaglia di difesa per i nostri bambini, e la Lega, come sempre, è in prima fila. Allora, avanti e soprattutto ribadiamo ancora una volta con forza il no alla pedofilia. Non è una questione culturale, non è libertà d'espressione, è uno sporco reato, è lo sfruttamento dei bambini e come tale è una porcata che deve essere condannata in ogni modo, luogo e forma. Io vi saluto che Grazie. sto scappando, sto in aeroporto. Saluti Grazie. e buona serata. Buona serata a lei, buona serata. Sigla. Qui Parlamento. Ah, certo che c'è un casino là fuori, bella gente, tra chi inneggia alla pedofilia come una bella cosa, più questo casino che è capitato oggi con l'attacco contro la base UNIFIL italiana in al confine tra il Libano e Israele, non è certo una bella cosa. Allora, io sono sempre sull'ANSA, tra un paio di minuti poi staccheremo con Gabriella Ronza e la sua rubrica Epos, la mitologia dell'autunno, e poi avremo Carlo Cambi. Vi dicevo, l'ANSA riferisce la testimonianza di un militare italiano, un casco blu UNIFIL, che parla sotto condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media, e dice: ero sotto la torretta, c'è stato un primo colpo che ci ha sfiorato e poi quello che ha preso in pieno il posto d'osservazione. In questo momento, dice ancora questo militare, non è possibile che sia stato un errore. Il carro armato ha puntato deliberatamente su di noi. In questo momento l'unica cosa che possiamo fare è proteggerci. Quando gli spari nella base sono arrivati, eravamo nel bunker. Restiamo nelle nostre basi a fare il nostro dovere nel perimetro della nostra sicurezza, fin quando ci sarà consentito dall'ONU e dalla difesa. Così fonti militari italiane in Libano in merito all'attacco. Il portavoce della missione ONU, Andrea Tenenti, ha anche ribadito che il quartier generale di Naqoura, UNIFIL e le posizioni vicine sono state ripetutamente colpite. Questa mattina 2 caschi blu sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava dell'esercito israeliano ha sparato verso una torre d'osservazione presso il quartier generale UNIFIL a Naqoura, colpendola direttamente e facendoli cadere. Le ferite sono fortunatamente questa volta non gravi, ma rimangono in ospedale. I soldati dell'esercito israeliano hanno sparato anche sulla posizione UNP 131 a Capo Naqoura, colpendo l'ingresso del bunker dove si erano rifugiati i caschi blu e danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione. Secondo il portavoce UNIFIL, un drone dell'esercito israeliano è stato osservato volare all'interno della posizione ONU fino all'ingresso del bunker. Ancora, secondo Tenenti, nelle ultime ore i soldati dell'esercito israeliano hanno deliberatamente sparato e disattivato le telecamere di monitoraggio perimetrale della posizione 131.
e hanno deliberatamente sparato su NP132A, dove si tenevano regolari riunioni tripartite tra libanesi, israeliani e vertici UNIFIL prima dell'inizio del conflitto, danneggiando l'illuminazione e una stazione di trasmissione. Adesso pausa, poi Epos, la mitologia dell'autunno con la nostra Gabriella Ronza e subito dopo l'ufficio Cambi con Carlo Cambi. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Salve a tutti, sono Gabriella Ronza e vi do il benvenuto in questo video in cui parleremo della mitologia collegata alla stagione autunnale. La rubrica sulla mitologia delle stagioni continua, abbiamo visto l'estate, adesso vediamo l'autunno. Qui a Monza, dove abito, vi assicuro che l'autunno è completamente arrivato e ha portato con sé il primo freddo e anche tante piogge. Ma so da alcuni amici sparsi per l'Italia che qualcuno si sta ancora godendo delle atmosfere un po' estive. Per parlare della mitologia collegata all'autunno dobbiamo fare riferimento agli equinozi. Il termine equinozio deriva dal latino e vuol dire equa nox. Sta ad indicare la durata della notte uguale a quella del giorno, cioè medesima durata di luce e buio. Nell'anno gli equinozi capitano 2 volte, a settembre e a marzo. Ovviamente in questo video faremo riferimento all'equinozio d'autunno. Molte sono le leggende collegate all'equinozio di autunno. Viene a essere visto come il momento in cui il buio riprende il suo spazio sulla luce e questo determina la fine dei raccolti. Momento dunque di riposo. Gli antichi romani in questo periodo celebravano Pomona, divinità che proteggeva i frutti, gli ulivi e le colture. Nella mitologia greca è proprio in autunno che Ade, il dio degli inferi, rapisce Tessefone, figlia della dea Demetra, dea che presiede la natura dei raccolti e le messi. Per il dolore della perdita, per ben 6 mesi all'anno, la natura ne risente e piange con Demetra la perdita di Persefone. Sono i 6 mesi di buio, di depauperimento, di mancata prosperità. Il mito dell'autunno si collega quindi a quello dell'addio e dell'abbandono. Già a settembre percepiamo la malinconia per l'abbandono dell'estate appena trascorsa. L'equinozio d'autunno si collega quindi alla separazione. Nella mitologia gallese avviene qualcosa di simile col dio Mabon, che è il dio della giovinezza, della caccia, della vegetazione e dei raccolti. Rapito alla madre 3 giorni dopo la sua nascita, viene salvato per riportare la luce. I Celti lo celebravano alla fine del secondo raccolto. Nella cultura nipponica, il giorno dell'equinozio d'autunno, il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti si assottiglia, concetto che inevitabilmente si collega alla nostra celebrazione di Ognissanti o alla commemorazione dei defunti del 2 novembre. Se in autunno vi sentite allora un po' malinconici, non temete. L'archetipo del periodo più nostalgico vi ha colpito. Non è colpa vostra allora, è tutta colpa del mito. Grazie per avermi seguito fino a qui, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Un tempo
nel bosco dei desideri, Se il nostro amore l'avessero lasciato crescere come un figlio del prato, come un giovane orfano guardato fisso da una madre assente, noi saremmo stati felici. Invece è arrivato non so chi, dall'alto, certamente un serpente indelicato che ha molestato la tua chiara bellezza. Ecco, ti lascio, sono troppo magro per poterti mangiare ormai. Ti lascio ai tuoi destini, perché sei talmente cieca che non mi hai mai veduto. E allora abbiamo avuto un piccolo inghippo tecnico, ma ora ci siamo pronti per l'ufficio cambi, quindi sigla. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. E allora, Carlo carissimo, buonasera e ben trovato. Andare, camminare, lavorare e sparare, cazzo. Che Dio ti benedica, Carlo. Allora, Carlo, niente, noi avevamo e abbiamo anche un nutrito copione per questa sera, ma la realtà, come sempre, ha fatto irruzione. Dunque, qui il fatto è che un carro armato dell'esercito israeliano, un Merkava da 70 tonnellate, ha sparato contro la base UNIFIL dove ci sono i caschi blu italiani, ha buttato giù una torretta, c'erano due poveri cristi nepalesi che sono venuti giù, non si sono fatti eccessivamente male, però ora c'è Crosetto incazzato che Dio solo lo sa, la Meloni che ha detto che è inaccettabile, tutti che predicano che sono violazioni del diritto umanitario, e in più, se posso anche aggiungere una analisi che è stata pubblicata da Al Jazeera che notoriamente non è certo una emittente sostenitrice di Israele, è stato sentito. No? Ma come no? Al Jazeera credo di no, Carlo. No, smette da Gerusalemme, ma scherzi. Cioè, è inseppata dal consiglio rabbinico, ma scherzi. Straordinario. C'è questo analista militare, tal Elijah Magnier, che ha spiegato sostanzialmente per quale motivo è stata colpita la base, e dice non solo che altre volte le basi UNIFIL in quella zona sono state colpite, 78, 82 e 96. No, ma la domanda da farsi è che cosa ci stanno a fare? Che cosa ci stanno a fare io me lo chiedo, però lui dice che la base è stata colpita perché sostanzialmente è sulla direttrice di avanzata dell'esercito israeliano per cominciare l'invasione del Libano. E quest'asse, spiega questo Magnier, sentito da Al Jazeera, è vitale per l'esercito di Tel Aviv. Ora, Carlo, questo è quello che dicono gli espertoni. Crosetti incazzati, il governo che dice noi non prendiamo ordini da Israele, tantomeno l'ONU, e però tu hai una domanda. Sì. La mia domanda è semplice. Per quale motivo l'ONU, essendo quelli dei soldati, li ha ridotti ad essere delle educande, li tiene chiusi dentro la fortezza, non ha regole pattugliamento della pace fra Libano e Israele, e ora piangono? Sai che ti dico? Io stasera brindo con brandy Lepanto. Ecco, a posto. Poi tra l'altro io vorrei ricordare una cosa. Io voglio dire, Crosetto, che ora piange Altilai, ok?
Se lo ricorda che 3 giorni fa abbiamo dovuto cacciare un imam da Bologna perché inneggiava alla jihad? Se lo ricordano questi, che siamo pieni di imam nelle moschee clandestine che stanno trasformando l'Italia in una base fredda per il terrorismo islamico? Sì o no? Bella domanda. Però allora, vedi, la posizione giusta è, caro Israele, proprio sui caschi blu dovevi sparare, potevate evitare, ma da qui a far discendere l'idea che gli israeliani stiano facendo delle azioni di guerra contro il diritto internazionale, bla 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 bla, ce ne corre, ma perché allora io domando, quando Zelensky va in Russia e spara addosso ai civili russi, va bene? sì. Quella è una domanda, non è niente di che. No, non dovrebbe andare bene, mi pare ovvio, questo è fuori Sì, però se discussione. allora va bene che Zelensky risponda ai russi sparando sui civili russi, va anche bene che gli israeliani, dopo essere stati aggrediti, aver avuto gente massacrata per il semplice fatto che è nata in Israele, cerchi di costruire la sua sicurezza, o no? Sì, questo sicuramente. Però io osservo una cosa. Nel 1967 c'era una forza UNIFIL di interposizione nella penisola del Sinai. Quando Nasser si mise in testa, perché Nasser era un autocrata, un dittatore sostenuto dai sovietici, quando Non ci Nasser risulta che in quell'area ci siano delle grandi democrazie, Ecco anche appunto. oggi. Ecco appunto, quando Nasser si mise in testa che doveva pigliarsi il Sinai e radere al suolo Tel Aviv insieme ai suoi amici della Siria, perché erano la RAU, la Repubblica Araba Unita, mandò una letterina all'ONU dicendo: cara ONU, mi levi dai Kabasisi, quelli dell'UNIFIL, che stanno lì al valico sul Sinai, perché io ho il diritto di chiedere il loro ritiro e di conseguenza voglio che si levino dai piedi? E quello fu un altro degli atti che spinse poi Israele al colpo a sorpresa, all'attacco preventivo che diede il via alla guerra dei 6 giorni. Allora io mi domando, per quale motivo Nasser ha mandato la lettera battuta a macchina, ha chiesto il ritiro e quelli si sono levati dai Kabasisi? Israele dice: guardate che io devo passare di qua perché ho bisogno di andare a costruire appunto la testa di ponte e fare l'invasione nella parte meridionale del Libano. E questi qui però non si sa niente. Cioè l'ONU non si riunisce, l'ONU non prende delle decisioni, No, ma l'ONU non soprattutto l'ONU interviene. mantiene un contingente di presunti soldati abbandonati a loro stessi, senza regole di ingaggio e sottoposti a pressioni talmente forti che loro da soli non riescono a reggere se non possono sparare. Ok? Quindi a che serve quella forza di interposizione se non è una forza? Appunto, anche perché vorrei ricordare che malgrado che uno si indigna con Israele se dice, sai, quella è una forza di pattugliamento che ha in mano quell'area e avendo in mano quell'area ha il compito di garantire la neutralità dell'area. Tu la invadi, quindi sei effettivamente uno che va contro il diritto internazionale. Ma l'UNIFIL lì non sta facendo niente di tutto questo. No, ma anzi, il fatto che ci sia l'UNIFIL lì, lo vogliamo ricordare per chi ci ascolta dal 1982, non ha minimamente impedito a quei tagliagole di Hezbollah di tirare missili su missili. Di migliaia di missili. Facciamo il ragionamento. Se Israele non avesse l'Iron Dome che ha, a questo punto i morti israeliani sarebbero 400, 500, 600 mila. Certo. Non è che quelli non dice ma a Gaza l'hanno ammazzati. Sì, a Gaza l'hanno ammazzati perché Hamas usa la popolazione civile come scudo umano. Invece gli israeliani, che di essere ammazzati come polli allo spiedo non hanno tutto questo piacere, si sono attrezzati per evitare che questo accada. Ma non è che gli altri non hanno fatto nulla per tentare di ammazzarli, perché hanno vomitato su Israele alcune migliaia di missili.
Questa cosa qua però in televisione non viene mai detta. Cioè è vero che Israele non ha un conto di vittime enorme, ma semplicemente perché protegge la propria popolazione, non perché non è stato aggredito. Sì, infatti. Torno a ripetere, la forza di interposizione dovrebbe garantire la pace nell'area. La forza di interposizione dovrebbe disarmare Hezbollah, cioè questa è la verità. Mentre invece quelli hanno ben pensato di mettersi dall'altro lato del confine e tirare. No, è un gruppo di terroristi. È un gruppo terroristico, criminali di guerra, va bene? Perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Ma sai, Carlo, deve fare il poliziotto per arrestare i terroristi, ma non lo fa e sta chiuso in casa perché si cagano sotto, ok? E su questo siamo d'accordo. Però sai, Carlo, a sto punto io ti dico quello che ti stavo dicendo fuori onda, perché chiaramente adesso allo 0292947222 arriveranno le classiche telefonate nelle quali si dirà: ah, avete visto, bravi stronzi voi e i vostri amici di Tel Aviv, perché eccetera eccetera. Ora non è che se questi hanno fatto ciò, mo ci mettiamo se succede, sappi che io rinvierò al mittente tutte queste cose qua, non ce l'ho qui sotto mano, ma se no vado a cercare, piglio la bandiera di Israele e me la metto addosso, va bene? Chiaro? Bene, Carlo, io Quindi, cari ascoltatori, se volete telefonare, telefonate, volete esprimere la vostra opinione, esprimetela. Sappiate però che chi vi sta parlando è un difensore strenuo di Israele, ok? Questa è fuori discussione. No, ma sai perché? Perché chiaramente una cosa del genere allo chef Rubio di turno, ai vari propal di turno che sono andati in piazza a dire quelle cose orrende. Stasera, per il povero nepalese cascato da cavallo. Certo, anche la Foscolo alla contessa Pallavicini caduta da cavallo, stessi lai magari, no? O dall'amico risanato. Vai. A maggior ragione ti dico, nel momento in cui chiaramente arrivano queste cose, è chiaro che tutti i vari propal, sostenitori di Hamas, amici di Teheran, di tutta quella bella gente lì, e cavolo, Israele gliel'ha servito infiocchettato però stasera. Ma che gli israeliani stiamo facendo una marea di, tra virgolette, stupidaggini dal punto di vista strategico e tattico e anche dal punto di vista politico, è fuori discussione, ok? Siamo d'accordo? Certo. Io fossi stato al posto di Netanyahu, sai che cosa avrei fatto? Avrei fatto dei rastrellamenti, avrei preso la popolazione civile di Gaza, l'avrei deportata in Cisgiordania, in modo che non mi potessero rompere le balle sulla strada dei civili, poi avrei preso 30.000 Caterpillar, di quelli da 70.000 cavalli l'uno, avrei saldato le benne, fatto il pieno e senza uomini a bordo sarei partito da Ramallah in su e avrei spianato. Questo è quello che avrei fatto io, ok? Ok. Sì. E poi ovviamente chiunque avesse indossato una keffiyeh o avesse inneggiato alla guerra santa o avesse detto viva Hamas, lo consideravo terrorista e lo spiantavo lì per terra. Questo è quello che avrei fatto io. Ecco, appunto. Sì. Perché ora farla finita? Non è che deve valere il diritto internazionale. Se tu sei terrorista, devi accettare l'idea che ci sia qualcuno che non si vuole fare ammazzare da te e che per non farsi ammazzare da te t'ammazza. Questa è la verità. Non è complicatissimo da capire, perché io vorrei che i nostri ascoltatori, che sono gli stessi che poi magari difendono il gioielliere che spara al ladro, il benzinaio che spara al rapinatore, invocando giustamente che bisogna proteggersi e proteggere la propria proprietà, quando parlano di Hamas sapessero che è esattamente come il rapinatore che ti entra in casa, ti vuole stuprare la moglie, portare via tutto e sta per ammazzarti. Se succedesse questa cosa in qualche villetta della Padana, voi, avendo una pistola, sparereste allo stupratore o gli dite in nome del diritto internazionale vieni e fai quello che devi fare, però ti rampogno? No, io lo sparo e lo lascio per terra. E allora Israele sta facendo esattamente la stessa cosa. Non c'è nessuna differenza.
fra il benzinaio, non mi ricordo più come di dov'era. Stacchio, se non sbaglio. Di Stacchio, bravo, e Netanyahu sta facendo esattamente la stessa cosa, perché anche i terroristi, anche quei rapinatori lì, avevano una moglie, dei figli, delle famiglie, degli affetti, tutto avevano. Però allora, Stacchio l'ha segati, e questo fa Netanyahu, va bene? Ecco, io leggo qua alcune zappe che sono arrivate al 340-670-9659. Bravi, io con voi, sempre con Israele. Anch'io voglio un bel parcheggio bello spianato. Beh, ora non è che stiamo prospettando questo, stiamo dicendo, attenzione, insomma, stiamo parlando forse in maniera un pochettino, diciamo così, esagerata o metaforica, ma stiamo spiegando. Ma ora mi devi spiegare perché Cruciani a Radio 24 lo può fare e noi no, E vabbè, ma noi facciamo i giornalisti, scusami. Appunto, facendo giornalisti, sto cercando di illustrare al pubblico con parole abbastanza convincenti come stanno le cose, va bene? Ok, Maurizio, ciao. Mentre aumenta la guerra, i nostri onorevoli mettono altri chef in Parlamento per sfamarli meglio a prezzi stracciati. Dateci i loro costi alla mensa interna. Tanto i loro stipendi sono per 15 mesi, sempre peggio dalle promesse elettorali. L'economia oggi diventa una bestia, ragazzi, che c'ho da dirvene talmente tante che è meglio che sto zitto. Ecco appunto, io vedo qui finanziaria, tasse, Germania in recessione, la difficoltà dei paesi europei che devono mettere tasse e contraccolpo alla tenuta di Bruxelles, l'incognita della BCE sui tassi, infine Starmer, che, oddio, non è che ci voleva tanto, ma ha già perso il consenso per via delle tasse. Starmer ha fatto un furbetto, ha detto, io ora faccio la patrimoniale, cioè è un emulo della Schlein, faccio la patrimoniale, dopo un mese e mezzo dalle elezioni è già sotto i consensi dei conservatori. Andiamo avanti. Abbiamo una telefonata. Si piglierà tutta l'Inghilterra. Andiamo avanti. Va. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Sentiamo la telefonata. Chi è là? Sono il vostro ascoltatore fedele, adorante. Mario, ciao. Mario da Roma, ciao, salutaci la sinagoga, visto che te la vedi. No, io abito a Rieti da 22 anni, siamo quasi vicini. A Rieti abita. Ma anche a Rieti c'è la sinagoga. No, c'era una volta, dopo guerra sono andati via, perché si parla dell'avarizia, no? Sempre ironicamente, degli ebrei, no? E dice a Rieti sono ancora più avari, qui non sono riusciti neanche a prendere piede gli ebrei. Si dice. No, fermi tutti, aspettate un attimo ragazzi, è arrivata una zappa adesso, ve la voglio leggere perché secondo me arriva con un po' di ritardo. Ma vi sentite? Che squallore sentire certi discorsi su Radio Padania. Radio Padania non esiste più, questa è Radio Libertà. Questo cattivo, il cattivo forse sei tu Carlo. Questo era il messaggio. Prego Mario, vai avanti. Siamo vicini anche di casa con il buon Cambi, perché lui sta alle Marche e noi stiamo appena un'ora da Ascoli Piceno, quindi tra l'altro domenica vengo a mangiare dalle parti di Greccio, che c'è un posto si mangia da bravo, ottima scelta, il famoso. C'è venuta pure la famiglia Boccia e la famiglia San Giuliano. Chi è in crisi spirituale viene qui nell'eremo di Greccio, che è un qualche cosa di eccezionale. Ho fatto una puntata di Mia Verde a Natale scorso ed era meraviglioso. Andiamo avanti, va. No, io quello che voglio dire sono due cose, Cambi. Io mi vergogno a volte, no? Ci dobbiamo sempre fare riconoscere all'estero. Dobbiamo trasportare le nostre cattive abitudini pulcinellesche e buffonesche anche al Parlamento europeo. Mi dici te adesso questa sceneggiata ieri fatta dai deputati italiani di sinistra con Bella Ciao, va bene, tutti gli altri erano allibiti perché nei parlamenti, a volte succede anche nei paesi, ma è inconcepibile una cosa del genere. Ho visto le foto, l'ex presidente dell'Inps, cioè un'istituzione Trintico col pugno alzato a cantare Bella Ciao insieme agli altri 4 debosciati che stavano lì.
Ma perché all'estero ci dobbiamo sempre far riconoscere le nostre cattive abitudini, portarle, esportarle? Ma è un qualche cosa. Cioè io mi sono vergognato ieri di essere italiano. La Mezzola era in vita perché diceva: ma che siamo a Luna Park, il convento della Mezzola. E poi un'altra cosa, Cambi, ma quello che è successo oggi, che tra le prime notizie, ma vogliamo dire che un semplice impiegato, dicono loro, dell'Intesa San Paolo controllava tutti i conti della Meloni, della sorella Arianna, dei Giannone, della Russia, cioè erano praticamente tutti quanti di destra, ancora una volta, tranne Emiliano, uno. Cioè, questo dice che loro hanno necessità, ma io non penso che un semplice impiegato dell'Intesa San Paolo, lei che sta di questione, può prendere l'iniziativa di controllare i conti della Presidente del Consiglio. Cioè, questo fino a 6 mesi fa lavorava lì. Cioè, c'è qualche info. Cioè, Oltrastriano, cioè, quando la Meloni dice di sentirsi assediata, la prendono, ecco qua, la complottista, la vittima, la cosa. Quando lei all'inizio dell'anno disse devono capire certi poteri, che l'aria è cambiata, ricordi la famosa conferenza stampa del 4 gennaio? Cioè, che sta succedendo? Perché oggi questa dell'Intesa San Paolo è veramente fuori di ogni grazia di Dio. E poi mi dica qualcosa con la radio o al telefono. Ma la risposta l'ha data Violante, che tra l'altro è passata in cavalleria, ma è una risposta inquietantissima. Violante ha detto: siamo oltre la P2, questi intercettano per formare una cupola di potere che controlla lo Stato indipendentemente dall'orientamento politico. Allora, domanda: se uno come Violante, che è stato presidente di tutto, oltre che uno dei magistrati rossi maggiormente informato sui fatti della Repubblica, dice questa cosa, ma tu, se fossi il Presidente della Repubblica, non lo chiameresti a consulto? Ma tu, se fossi il segretario politico della Lega, se fossi il segretario politico di Fratelli d'Italia, se fossi il segretario politico di Forza Italia, non inonderesti il Parlamento e il governo di interrogazioni su quali sono i limiti all'esercizio democratico in questo paese. Vi voglio far ricordare che, per aver detto Ascurati, uno che probabilmente dovrebbe tornare a scuola perché scrive in italiano improbabile, che la sua dichiarazione poteva essere fatta ma senza dietro compenso alla RAI, abbiamo montato una canea incredibile parlando di censura e di fascismo. Ma quello che ha fatto Striano, certo non da solo, quello che si scopre all'Intesa San Paolo, quante volte è più pericoloso per la democrazia che non dare 2000 euro al signor Scurati perché dica le sue stupidaggini sul fascismo. Eppure non senti un fiato su questo. Mario, io sono molto preoccupato. Allora, Carlo, abbiamo un'altra telefonata, direi che la possiamo prendere. Pronto, chi è là? Caro Antonino, sono Mimmo da Napoli. Ciao Mimmo. Saluto il dottor Cambi. Io vorrei dire una cosa, no? Quando l'informazione è, diciamo così, non è libera, non a caso siamo al 70° posto per informazione libera nel mondo, ma dire le cose, dire i fatti e poi il giudizio ognuno si fa un'idea. 1989 Craxi e Andreotti, una grande parte del PD e tutto il Partito Socialista fa una legge in Parlamento che mette l'immunità parlamentare, o meglio il giudizio del Parlamento per poter diciamo così mandare al processo un deputato o un senatore. Questa legge
praticamente passa 1989, 1919 danno l'autorizzazione a procedere lì al Parlamento per Matteo Salvini. Al di là dei giudici comunisti, ma se quel Parlamento non avesse votato per farlo giudicare dalla magistratura, di cosa staremmo a parlare oggi? Non è il mandante il Parlamento e l'esecutore il magistrato. Il magistrato non si attiene alle disposizioni di legge e la legge diceva questo. Perché in Italia non si dicono queste cose? Perché si nasconde e si dà attacco politico? Ma l'attacco politico l'ha fatto il Parlamento, non l'ha fatto il magistrato. Perché non si ha il coraggio di dire certe cose? Grazie, ascolto. Ma quindi i giudici che vanno alle manifestazioni di potere al popolo li ho visti solo io in un'allucinazione? Guarda che non è esattamente così, perché i parlamentari spaventati da Tangentopoli l'immunità se la sono praticamente tolta. Oggi il magistrato ha soltanto l'onere di informare le Camere che sta indagando su un parlamentare. Detto questo, per esempio, c'è in corso adesso un processo che riguarda Esposito, un ex parlamentare del PD intercettato per ben 5.000 volte. Ok? Quindi è vero che è la politica. D'altra parte Toti l'ha detto chiaramente: io sono stato condannato dalla politica, è la politica che mi ha abbandonato, fra virgolette, perché non fa le leggi che servono a mitigare l'ingerenza del magistrato sulla sfera del legislativo e dell'esecutivo. Però è anche vero che i magistrati ci mettono molto del loro. Parliamoci chiaro, ti faccio una domanda: se Salvini può essere imputato di sequestro di persona, casomai lui è il mandante, ma ci sono degli esecutori materiali di quel sequestro di persona, no? La catena di comando della Capitaneria di Porto che non ha fatto sbarcare i migranti non è l'esecutore materiale del sequestro? E perché l'indagine ha riguardato soltanto Salvini? E per esempio Toninelli, che ha cofirmato con lui i provvedimenti di chiusura dei porti, perché non è stato indagato? E allora è vero che la politica si è fatta succube della magistratura, ma è anche vero che il disegno parte dalla magistratura, o almeno da un pezzo di magistratura. Sì, io pregherei anche una cosa. Pausa, G-Call pausa e torniamo subito. Radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Ecco, rieccoci qua alle 19:04 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre l'ufficio Cambi, Carlo Cambi e Antonino Danna al microfono con voi. Ecco, io volevo dire che ce l'ha d'oro e finalmente ce l'ha. E ce l'abbiamo sulla scrivania d'oro, esatto. Per cui stiamo parlando del microfono, non di altre cose. Le altre cose lasciamo stare, che è meglio. Ma stavo dicendo, Carlo, io lo dicevo ieri, lo ripeto adesso, io mi sarei lievemente anche stancato di sentire questa storia dell'Italia che è al 50° posto per libertà d'espressione. Vorrei ricordare a chi ogni volta fa questo refrain, che è un refrain tipicamente grillino, che in questo paese l'Italia è al 50° posto perché se un giornalista scrive di 'ndrangheta, l''ndrangheta non gli manda una rettifica, ma gli spara alla porta. Ecco per quale motivo le cose sono così. Non esiste l''ndrangheta. No, l''ndrangheta è rimasta quando nei giornali si usava il piombo, quindi ti risponde col piombo. Certo, la sedicente 'ndrangheta, no? Quindi in questo paese, aggiungerei ancora... No, aspetta, c'è un altro motivo. Aspetta, c'è un altro motivo. Dimmi. Questo paese non ha mai fatto con i governi di centrosinistra la legge che esclude il carcere per i giornalisti. Uno dei motivi peggiori di maggior devalutazione dell'Italia è che noi abbiamo nel codice
la possibilità che per il reato di diffamazione a mezzo stampa si vada in galera. E peraltro il direttore del giornale Alessandro Sallusti ne sa qualcosa, purtroppo. Galera, ma ce ne sono altri colleghi che hanno rischiato il carcere. Come da una vita noi giornalisti chiediamo che ci sia stata la possibilità di controquerelare, cosa che non è possibile, o che ci sia il pronunciamento sulla querela temeraria che mette in capo a colui il quale querela avendo torto, un po' come si fa nel tennis, no? Con la richiesta dell'occhio di falco, che alla seconda richiesta dell'occhio di falco che sbagli ti viene tolta la possibilità di farlo. Ecco, che ci siano dei provvedimenti contro le querele temerarie, per cui se uno ti querela e prende torto paga. Esatto, aggiungerei infatti anche quest'altra cosa. L'altra cosa che dico, per la quale siamo al 50° posto per libertà d'espressione, è perché in questo paese non c'è una dialettica tra i poteri pubblici e la stampa, perché se un giornalista domattina si alza, va a raccogliere le sue prove e scrive che un ministro, un onorevole, un politico o anche un gran commì di Stato hanno governato male, hanno rubato, oppure stanno facendo delle cose che mettono quantomeno il dubbio che non siano propriamente corrette, il gran commì di Stato, se viene richiesto di un commento, non risponde, dopodiché ti fa il querelone per 1.300.000 euro. E siamo anche oltre, Ecco. In questo paese esiste anche il politico che, siccome fa da ponte ad un importante gruppo editoriale, viene preservato dalle inchieste giornalistiche perché fa comodo al padrone del gruppo editoriale. Oppure siamo al punto che, o televisivo anzi meglio, oppure siamo al punto che un giornale che si faceva dare le veline da Striano è quello che rivela che ci sono degli altri spioni, perché evidentemente Striano, non sopportando la concorrenza dello spione della Intesa San Paolo pugliese, ha dato allo stesso giornale a cui dava i suoi verbali la spiata sullo spione. Non solo, l'altra cosa... È vero che poi queste cose noi le leggevamo sempre domani. Sì, appunto. Adoro il tuo understatement, Carlo. È sempre un piacere parlare con te, c'è sempre una lezione che viene fuori. E appunto, per cui a me questi discorsi sulla libertà, di stampa, andateli a fare a quelli che stanno nelle zone calde a scrivere di mafie e poi dopo vi passate una mano sulla coscienza, perché ci siamo un pochettino stancati di stare guardate che anche quelli che come me hanno fatto il giornalista economico, nel senso che costavo poco, non hanno avuto vita facile. No. E a proposito di quello che diceva Mario D'Arrieti, la figura che abbiamo fatto al Parlamento europeo dimostra tutta l'inconsistenza della retorica sul fascismo bla bla bla, perché critico che parla di resistenza e alza il pugnetto, come dire, è già una vignetta di per sé. Ma anche lo stesso intervento della Salis, già che ci siamo. Lì non c'è nemmeno un granum salis, cioè, appunto, c'è una disordinata occupazione della cassa cranica da qualche neurone esausto, insomma. Vabbè, cioè, fare veramente una eurofigura barbina con Orban che ti cazzia davanti a tutti, come una scolaretta, veramente. Non lo so. È inconsistente, la signorina è inconsistente di per sé. Cioè, ma lasciamo, cioè, veramente mi fa rabbia parlare di queste cose sapendo che mentre noi stiamo parlando a Mirafiori, a Melfi, a Pomigliano d'Arco c'è della gente che per le follie green dell'Europa, per la dichiarata volontà degli Elkan di non occuparsi più di fabbriche, per l'incapacità conclamata di un signore che prende 38 milioni di euro all'anno, 38 milioni di euro all'anno, che si chiama Carlos Tavares, non sanno come mettere a tavola la gente, la famiglia. Stiamo parlando noi
con la signora Lagarde, che non taglierà i tassi perché la Schnabel, che è il suo cane da guardia, mandata lì dalla Bundesbank, per salvare quel che resta dell'economia tedesca, farà morire tutti gli altri. Siamo nella condizione, questo nuovo patto di stabilità, ci sono 6 governi europei che non sanno come fare a far quadrare i conti, dovranno mettere delle tasse e questo alimenterà le forze più oscure nell'elettorato, perché si ribelleranno. L'avete visto in Germania, l'avete visto in Austria, lo vedrete in Francia, lo vedrete in Spagna, lo vedrete probabilmente in Olanda, sicuramente lo vedete in Cechia, in Slovacchia, e lo vedete in Slovenia, e lo vedete in Croazia, dove i croati, da quando sono entrati nell'euro, hanno visto precipitare le loro condizioni di vita. E noi ci stiamo baloccando e dobbiamo rendere omaggio al signor Draghi, che va là e predica 800 miliardi all'anno di debito comune per investirlo sull'Europa, con dei paesi che, obbedendo alla ciechissima teologia luterana, per cui il debito e il peccato sono la stessa cosa, preferiscono far morire la gente piuttosto che inventarsi strumenti espansivi dell'economia. Ragazzi, voi non ve ne siete resi conto, e il nostro governo è abile in questo, perché sta cercando in tutti i modi di evitare contraccolpi sugli italiani. Ma noi abbiamo fatto finta che, usciti dal Covid, siamo entrati nel conflitto russo-ucraino e che tutto questo non significasse nulla. Noi stiamo vivendo da 2 anni in un'economia di guerra, con l'energia che ci costa a noi 20-30 volte di più di quello che eravamo abituati a pagarla, e sulla quale avevamo strutturato, forse sbagliando, anzi sicuramente sbagliando, i nostri modelli industriali. Io oggi guardavo i dati. La nostra produzione industriale è crollata del 3,5%, e noi ci teniamo sul PIL col turismo, cioè stiamo vendendo fuffa ma non generiamo ricchezza. La Germania è in recessione e per il secondo anno consecutivo avrà un segno meno sul PIL. La Francia è costretta a immaginarsi una patrimoniale, ma non una patrimoniale sui super ricchi. Stanno parlando di redditi intorno agli 80-90 mila euro francesi, per salvare un comparto industriale che non regge più. E sapete perché non regge più? Perché nel 2001 abbiamo fatto entrare la Cina, convinti che si poteva diventare una specie di salotto buono, perché tanto con la finanza si diventava tutti ricchi e la fabbrica diventava la Cina. Ebbene, la Cina in 20 anni non solo ha imparato a fabbricare meglio di noi, ma è andata avanti nella ricerca e oggi ha tecnologie sofisticatissime. Oggi possiede il monopolio sui microprocessori, possiede il monopolio sui semiconduttori, possiede il monopolio sulle fonti di energia alternativa. Ha una crisi di consumo interna spaventosa derivante dalla bolla immobiliare, ha un bisogno folle di esportare per tentare di sfamare i cinesi. Noi stiamo in queste condizioni e ci stiamo baloccando su Bella Ciao e la Salis al Parlamento europeo. Ve l'ho già detto in un'altra puntata. Io mi sono preso la briga di leggere uno studio fatto all'Università del Nevada, che ha messo a confronto il Green Deal europeo con il Reduction Inflation Act americano. Sapete qual è la differenza? 740 miliardi di dollari messi dentro le imprese americane, il tutto condensato in 5 fogli. Niente meno. L'Europa ha scritto 46.000 pagine di regole sul Green Deal e non ha cacciato un euro. L'ultima, che non sapete ma che vi tocca: dovrete cambiare nel 2025 tutti gli elettrodomestici di casa, perché se stando in stand-by consumano più di 0,5 kWh, sono dichiarati fuori legge. Bene. L'altro giorno Claudio Descalzi, presidente amministratore delegato dell'ENI,
ha chiaramente detto: la von der Leyen si vanta del fatto che l'Europa ha meno emissioni di tutti, ma non è perché siamo stati bravi, ma perché negli ultimi 20 anni il rapporto di merce importata per tonnellata a cittadino si è aumentato di 20 volte, cioè noi abbiamo smesso di produrre, facciamo produrre dagli altri, compriamo e facciamo i fichi, perché qualcuno nel Bilderberg si è convinto che con la finanza avevamo abbastanza soldi per fare la spesa. E la dimostrazione qual è? È che l'industria europea è in profondissima implosione. Questo spiega perché i salari sono bassi e spiega perché siamo alla mercé della Cina. Questa è la verità. Nessuno ve la racconta, ma soprattutto nessuno la vuole affrontare. Carlo, c'è Gianni da Genova. Sentiamo Gianni che ci porta un po' di pesto. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao, un abbraccio a tutti e due. Abbiamo il Gandalf, il bianco, e poi domani se ci sarà il professor Fabrizio Pezzani, l'altro Gandalf. Quelli che la sanno raccontare ma con dovizia e con limpidezza le cose. Purtroppo non si ascoltano, perché di tutti i consulenti che ci sono nei vari ministeri, io mi domando nella mia stupidità, ma è mai possibile che due persone come il professor Fabrizio Pezzani e Carlo Cambi, che andrebbero sicuramente a gratis a dare qualche buon consiglio, come consiglieri non ci siano? Purtroppo la situazione è quella che... Ti vuoi divertire? Il sindaco leghista di Macerata mi ha cacciato dagli amici. Ecco, no. Vedi che razza c'è da piangere perché è una cosa di una gravità. Qua stiamo distruggendo il nostro paese e la comunità europea in mano a dei personaggi che sono eterodiretti da qualcun altro, naturalmente. E qua stanno distruggendo la nostra cultura. E poi ce la prendiamo con Israele, che sono quelli che stanno cercando di salvare il vero Occidente, cioè sono i nostri fratelli e stanno facendosi il mazzo tanto con tutto quello che hanno subito nel corso della loro storia. E adesso sono oggetto di l'Università della Sapienza a Roma e questo quell'altro, e che le manifestazioni pro Hamas. Un ragazzino di 4 anni ammazzato in sinagoga a Roma. Stefano Gaitaché. Ce ne rendiamo 1982. conto non ne parliamo mai. No. Cioè, gli ebrei italiani hanno dovuto subire a nemmeno 30 anni dalla Shoah un attentato diretto nella loro casa in un paese come l'Italia. Certo. Scusami, Gianni, se ti ho interrotto, ma hai fatto venire questo flash, questo ricordo. Andiamo avanti. Comunque un abbraccio a tutti e due e alla nostra radio che viva a lungo, perché è un faro. Pensate un po' alla Rai. Speriamo che i dirigenti Pensate un po' alla Rai se ci fosse mezz'ora di Carlo Cambi o del professor Fabrizio Pezzani. Invece abbiamo tutti i coglioni possibili e i coglioni più immaginabili, a suon di palanche. Un saluto, un abbraccio. Io da ex repubblicano non ho né santi in paradiso né padrini in politica. Vabbè, comunque, Io un abbraccio grande, Mario. Un abbraccio grande che Gianni. Carlo, scusami, non Mario. Carlo, allora, 18 minuti fa, a proposito della questione Unifil, leggo da Al Jazeera, l'ambasciatore... Ma tu cazzo... ma io così ve le do tutte, no? Perché sennò poi dicono che io sono sempre dalla parte degli americani. Io sono... c'è una tizia che mi ha definito lecchino globalista, Carlo. È bellissimo lecchino globalista. Sì. Dipende. Questa periodicamente manda degli insulti al numero della radio contro me. Ma lecchino globalista è bellissimo. Aspetta, dipende dalle circostanze, perché essere un leccatore globale
su un certo universo femminile potrebbe essere anche un grande titolo di merito. Ma infatti, cioè, vabbè, ora non entriamo nel discorso perché stavo dicendo, allora, l'ambasciatore... Cioè, dopo sono i tempi di Pulcinella a Napoli questi, non so se è appunto, chiaro, cioè, bisogna tenere duro è il caso. Sì. L'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danon, ha comunicato all'ONU che le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite nel Libano meridionale si spostino a nord. La nostra raccomandazione è che l'UNIFIL si sposti di 5 chilometri a nord per evitare danni dal momento in cui i combattimenti sono intensificati e mentre la situazione lungo la linea blu continua a restare aleatoria come risultato dell'aggressione di Hezbollah, ha dichiarato l'ambasciatore Danon per conto di Israele. Quindi volevo che tu lo sapessi. Sì, ho capito, ma non è che si poteva pensare pure prima, cioè, non lo so, vabbè. Comunque, no, quello che risulta strano è che l'ONU da circa 20 anni a questa parte approva risoluzioni solo contro Israele, non si preoccupa minimo. Ti ricordi che siamo arrivati al boicottaggio dei prodotti israeliani? Guardate che il Parlamento europeo ha votato perché i prodotti israeliani non siano esposti in Europa. Sì. Vero. Vergogna, aggiungerei. Sì, vabbè, questo è implicito. Quindi sono 20 anni che danno ragione a quelli che vogliono ammazzare gli israeliani e mo si stupiscono che gli israeliani si incacchiano. Non so. Vabbè. Non lo so nemmeno io, guarda. Senti, se penso a quanto costa questa missione di peacekeeping, che non pissi un accidente e keeping ancora di meno, cioè voglio dire, vabbè. Senti Carlo, in tutto questo arriva Zelensky. No, sì, vabbè, arriva Zelensky e vabbè. No, io stavo pensando all'Inghilterra di Starmer. Cioè uno tua madre patria. In parte sì, fino al 1982 io ero uno British Overseas Citizen, poi dopo solo cittadino canadese, però volevo dirti questo, ecco. Però Canadian Citizen non è brutto. No, anzi, il passaporto è qua, lo devo pure rinnovare. Potresti andare in Trentino a fare l'addestratore di orsi. È un'idea, sì. Se mi va male col giornalismo, stavo pensando o riciclarmi nel cabaret oppure di provincia autonoma del centrodestra e dici: te lo risolvo io il problema dell'orso, che noi in Canada siamo abituati, cioè, se portiamo a cena da McDonald's, cioè. Come no, ci mancherebbe pure. Vabbè. Stavo dicendo, questo Starmer è stato eletto a furor di popolo con una maggioranza che definire regale e fargli un complimento. Dopo Sunak votavano pure a me, voglio dire. Sì, certo, è anche vero che i conservatori, io ti dico la verità, avevo riposto grandi speranze in Boris Johnson, uno che peraltro poi alla fine veramente si è rivelato una macchietta, tipo che voleva invadere il deposito. Boris Johnson ha una malattia bipolare. Ma può darsi. Perché dal punto di vista dello studio storico-scientifico è uno che ha prodotto della roba su Winston Churchill e sulla idea politica economica di Churchill di profondità assoluta, cioè non è un vero. No. Vero. Quando poi si è trovato il potere fra le mani, secondo me gli è presa l'euforia da whisky, non c'è un'altra spiegazione, perché l'uomo è un uomo profondo dal punto di vista della preparazione. Poi è vero che si è rivelato un burattino. Secondo me lui è stato, cioè il Covid per un britannico come un inglese come Boris Johnson è una di quelle variabili non contemplate, e tu sai meglio di me che gli inglesi di fronte alle variabili non contemplate non hanno una capacità di reazione particolarmente rapida, ecco, mettiamola così. Comunque diciamo che loro non hanno nel sangue l'arte d'arrangiarsi.
non sanno improvvisare, ci mettono un pochettino di tempo a improvvisare. Hanno tantissimo coraggio, sono bravissimi a ottimizzare i fattori, ma quando c'è qualcosa che diventa una variabile non prevista impazziscono. Infatti, per esempio, non sanno giocare bene a scacchi. Per esempio, oppure non gli viene bene a calcio. Invece nella vela ci hanno fatto un culo così, ma questa è un'altra laddove storia. serve programmazione sono imbattibili. Sì. Senti, io quello che ti voglio dire è questo, ma in tutto ciò, no? C'è almeno qualcosa che ci può far sperare per questo paese? C'è almeno qualcosa che in questo paese funziona? Ti posso dire la verità? Ora dico una cosa per cui mi cacceranno dalla terra. Noi l'unica speranza che abbiamo è che imploda l'Europa. Oddio. Sì. Perché per che non esempio vuol dire Italexit, attenzione. No, che imploda l'Europa, cioè che si capisca che la costruzione burocratico-regolamentare fatta in Europa è totalmente sbagliata e che la strada è la confederazione di stati, mettendo insieme ciò che è mettibile insieme e lasciando la sovranità laddove è necessaria la sovranità. Voglio dire, noi abbiamo fatto l'Europa partendo dal tetto e non dalle fondamenta, ve l'ho detto 1000 volte. Di fatto l'Europa è la moneta e poi non è neanche tutta l'Europa la moneta, perché come sapete su 27 paesi soltanto 17 hanno l'euro. Ma siccome la moneta si chiama divisa, e sapete perché si chiama anche divisa la moneta? Ti sei mai chiesto te, Antonino, perché si chiama divisa? No, perché? Perché teoricamente è la rappresentazione frazionale della ricchezza di un paese. Allora, come fa l'euro ad essere una divisa se la ricchezza dei paesi che partecipano all'euro non è messa in comune, non è lo stesso salvadenaio? Bella domanda. Bella domanda. Questo vi basta a capire che c'è qualcosa che non torna. Ma il compagno Starmer, sai dov'è che è inciampato veramente? No, dove? Perché si è trovato un'immigrazione incontrollata e un peso di welfare che già i conservatori avevano in qualche modo cercato di contenere, ma non gliela fai perché sei uscito dal Covid. Quando ha fatto i conti di dover assicurare i benefici a tutti quelli che sono arrivati in Inghilterra, e in Inghilterra, come sapete, sono arrivati gran parte degli ex cittadini dell'impero britannico, ma anche una parte molto consistente di paesi arabi che con l'Inghilterra non hanno nulla a che fare, e nell'illusione laburista questi arabi sono arrivati con trattamenti fiscali e previdenziali molto più agevolati rispetto ai sudditi di Sua Maestà. Olè. Questa roba è andata avanti per una 25 d'anni, poi c'è stato il Covid ha rotto gli equilibri del sistema di welfare inglese e oggi UK è in condizioni disperate per la spesa delle pensioni, della sanità, dei sussidi di disoccupazione, dei sussidi alle famiglie povere, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente gran parte di questa spesa va agli immigrati, che sono di solito, poi ci sono gli immigrati come Dodi Al-Fayed, stupratore seriale, che però la nostra sinistra aveva magnificato semplicemente perché il figlio si trombava Lady Diana. Vabbè, questo è un inciso. Sì, altro personaggio che ha lasciato praticamente niente dietro di sé, visto che voleva distruggere la famiglia reale e non c'è riuscita. Ora c'è quel fesso di suo figlio, pel di carota, che crede di farlo. Vabbè, cioè, diciamo che è un tentativo destinato al fallimento, anche perché la Gran Bretagna è la corona. Esatto. Detto da un repubblicano. Guarda, stasera mi sono fatto il nodo Windsor. Bravo. Sembra una bestemmia, detto da un repubblicano, ma se voi frequentate, come capita a me molto spesso, United Kingdom, vi rendete conto che quella roba lì è la monarchia inglese. Detto questo, e quindi Starmer, che è arrivato da laburista, dice confermiamo tutto, anzi ampliamo. Poi ha fatto una botta dei conti e si è reso conto che quella spesa è insostenibile.
e quindi dovrebbe mettere tasse. Ma gli inglesi, che hanno imparato a stare al mondo da Adam Smith, sì, sanno tra l'altro è bellissima la statua di Adam Smith che c'è a Edimburgo. Scusami, 30 secondi di pausa. Vai. Perché sennò poi me menano. Ricordatevi Adam Smith, poi sì. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, stavamo dicendo di Adam Smith. Gli inglesi che sono abituati, cioè i britannici, ma tra gli inglesi, vabbè, anche gli scozzesi, i gallesi, se ora chiama Caruso, che gli dico? Salutalo. Salutalo, noi stiamo discutendo di Adam Smith, vai avanti. Prego, sanno perfettamente che il denaro pubblico non esiste. Come gli avrebbe spiegato ancora meglio John Locke, il denaro pubblico è quella parte di ricchezza privata che lo Stato preleva in forza del suo monopolio della forza ai singoli cittadini. Dunque, quando a un inglese gli parli di tasse, non importa se vota per i Tories, se vota liberale, non importa. A un inglese, se gli parli di tasse, devi dire perché gliele metti e soprattutto dove metti i quattrini. E quando Starmer ha provato a dire mi servono i soldi per continuare a mantenere i sussidi ai migranti, hanno fatto un sondaggio e gli inglesi gli hanno detto Starmer, sarà il caso che torni da dove sei venuto? Tenendo presente che c'è un signore che si chiama Nigel Farage, che è quello fautore della Brexit, che si era ritirato dalla politica, ha rifatto capolino e dopo 3 mesi di attività politica è dato al 19%, cioè sopra i liberali, ha un'incollatura dai conservatori, i quali conservatori a loro volta sono a un'incollatura dai laburisti, che invece hanno vinto le elezioni col 37-38%. Sì, appunto, con una maggioranza regale. Ecco, questo per dirvi, prima ragionavamo delle tasse, come le tasse che in Europa bisogna mettere per conservare questo residuo un po' stalinista della socialdemocrazia, del welfare a tutti i costi, eccetera, eccetera, determinino ormai gli esiti del voto. E guardate che cosa è successo? Nella Germania orientale, Alternative für Deutschland è praticamente inscalfibile perché contesta questo tipo di tassazione a vantaggio dei ceti, dei migranti, sostanzialmente i ceti più deboli. In Austria è successa esattamente la stessa cosa. In Francia la Le Pen è data sicura vincitrice delle prossime presidenziali e il Rassemblement Républicain non servirà assolutamente a nulla in quel momento, perché se, come pare, Barnier è costretto a fare questa famosa patrimoniale, voi capite da soli che l'alternativa per i francesi si chiama solo Marine Le Pen. In Spagna la stessa cosa. Guardate che quel governo lì non sta in piedi, non ce la fanno a tenerlo in piedi. Addirittura le spinte secessioniste dei catalani, dei baschi, degli asturiani stanno diventando insostenibili. E se volete andiamo avanti. I governi che reggono sono quello di Orban, sono quello polacco, ma perché c'è la minaccia del conflitto, cioè loro sono a 20 km da dove scoppiano le bombe, insomma, fra Russia e Ucraina, e tutto il cartello di Vox che regge, cioè tutti i governi schierati contro l'immigrazione, contro il welfare e a bassa tassazione. Ecco, di fronte a tutto questo, la signora von der Leyen continua a dire andiamo avanti sul Green Deal, apriamo le porte ai migranti. Scholz in Germania, per tentare di non scomparire
ha chiuso le frontiere. Allora, vi rendete conto dove stiamo arrivando? E in tutto questo noi siamo il paese che ha il nuovo cardinale, che è l'uomo addetto all'immigrazione. Abbiamo Monsignor Zuppi, presidente della CEI, che mette in acqua con Humanitas la nave appoggio di Casarini. Abbiamo la Schlein che dice facciamo il referendum perché uno diventa italiano dopo 5 anni. Abbiamo su Mauro che fa un altro referendum e lo vuole a 4 anni. Abbiamo un ex ministro dell'interno, attuale ministro delle infrastrutture, a processo perché ha fatto esclusivamente il suo dovere, cioè ha applicato la legge. Ecco, questo è il contesto in cui ci muoviamo. Ora, la domanda che sorge spontanea è: ma veramente possiamo continuare a illuderci che cantando faccetta sì, magari, che cantando Bella Ciao, scusate, il lapsus come dire, rivela il fatto che io li considero uguali, cantando Bella Ciao a Strasburgo si salvano gli uomini? Oggi no. Il tema è un altro. L'Europa esiste ancora e gli europei esistono ancora. E se vogliamo che continuino ad esistere, possiamo continuare a raccontarci la demagogia delle frontiere aperte, la demagogia del siamo carini con i cinesi che compriamo tutto da loro, la demagogia del la finanza ci salverà, o la demagogia che per obbedire alla Costituzione più bella del mondo noi non dobbiamo assicurare parità di partenza, ma parità di arrivo. La parità di arrivo, sapete che cosa significa? Imporre una povertà generalizzata. Vedete, esiste, una volta ho visto in Churchill, il sistema capitalistico è il peggiore del mondo. Peccato che non se ne è trovato ancora un altro che consente a un povero di diventare ricco. Infatti, anche perché generalmente abbiamo visto i sistemi socialisti che cosa hanno prodotto e che cosa continuano a produrre, vedasi il Venezuela di Maduro, povertà generalizzata e basta. Vogliamo parlare dei cubani che muoiono di fame? Peggio ancora. Vogliamo parlare dei coreani? Vogliamo parlare, non lo so, dico, cioè. Peggio ancora. Allora, tutta questa roba che noi ci siamo inventati, il welfare, i migranti, funzionano dove? Dove non c'è quell'impiccio che si chiama democrazia. E la cosa buffa, sapete qual è? Qual è? È che quelli che difendono questo sistema fallimentare ogni 2 per 3 dicono ma la democrazia. Cioè il sistema che hanno messo in piedi è la via per cancellare la democrazia, ma loro difendono la democrazia con scurati. Amen. L'uomo di M. Amen. La telefonata. Pronto, chi è là? Sì, buonasera Antonello Ciao, del Veneto, Antonello. Buonasera. Da Messina. Buonasera Antonino e al tuo professore lì vicino, professor Candi, buonasera. No, sto scherzando, perché Antonello da Messina ha fatto il più bel quadro, secondo me, di dolore esistente al mondo, che è l'Ecce Homo, insomma, è una roba che bisognerebbe che i ragazzi mandassero a memoria per vedere come la trasfigurazione possa lenire il massimo dei dolori. Ma andiamo avanti, via. Dice Antonello. Sì, ecco, volevo aggiungere qualche cosa di quello che diceva adesso il professor Cambi, di quello che abbiamo, no? Tra Zuppi, Sumao e compagnia bella. Aggiungiamo anche qualcos'altro, ovvero abbiamo dei ministri che non sanno comunicare. Ieri già, Antonino, ti parlavo di come si chiama? Del ministro Giorgetti, no? Oggi ho seguito la conferenza stampa di Crosetto, del buon caro Crosetto, ministro della difesa. Aveva tutte le opportunità per spiegare chiaramente agli italiani
che il nocciolo della questione, per esempio in Libano, è il fatto che il Libano è occupato dai terroristi di Hezbollah. È occupato, fanno quello che vogliono loro. È come dire che noi qui in Italia avremo la mafia che comanda, non so, in Veneto per esempio. Lì in Libano, e questa è la questione. Ancora non si è detto chiaramente la causa di tutti questi problemi. Il terrorismo spietato iraniano che usa come braccio i terroristi Hezbollah e gli cari Hamas. Cari ministri, ditelo chiaramente, perché poi dite che noi siamo paese contributore dei cosiddetti 40, ma se tu chiedi a un italiano quanto spendiamo noi per contribuire per quella missione ONU là, nessuno lo sa. Capisci il punto? Parliamo chiaro, cari ministri. Buona continuazione, caro prof Cambi e caro Antonino. Ciao Ciao, Antonello. grazie Antonello. Ecco appunto, quanto ci costa ogni anno una 21 roba del genere? miliardi sono le spese cosiddette spese incomprimibili, ovviamente non solo quella, ma tutti gli impegni internazionali che ci abbiamo ci costano 21 miliardi. Salute. 21 miliardini e andiamo tranquilli, soldi che ovviamente... Con i quali rifaresti tutti gli ospedali d'Italia, tanto per avere un'idea. Ti vedo pacifista però con queste affermazioni. No, allora che dobbiamo fare? Stai attento, mi vedi che mi sarei rotto un po' le balle di pagare le tasse per accontentare le ubbie della signora Quartapalle. Quartapelle vorrei dire. No, Quartapalle. Prego. Vabbè, Quartapelle. Perché? Perché noi spendiamo nella cooperazione internazionale, spendiamo nelle missioni ONU, spendiamo nel peacekeeping, ma facciamo come gli svizzeri. Usciamo dalla NATO e dichiariamoci paese neutrale. Oppure, se continuiamo a stare nella NATO, lasciamo perdere l'Europa e diventiamo il 51esimo Stato degli Stati Uniti d'America. Ma questo già lo diceva Finocchiaro Aprile nel 46 in Sicilia, quando voleva la Sicilia 48esima stella. Capito? Se i siciliani fossero come la California, sarebbero della gente ricchissima. Il suo famoso saluto era questo qua. Per chi ci sta guardando, il numero 3, che non erano i 3, cioè non è 3 nel senso della Trinità, ma appunto si rifà al famoso indovinello Avi tre pizzi e non è Coppola Reparrino, ha 3 pizzi, ha 3 punte, ma non è cappello di prete. Che cos'è? La Sicilia, la Sicilia. Ovviamente. Quindi noi continuiamo come Finocchiaro Aprile allora a dire 3. Ok. Io rifarei volentieri il Granducato di Toscana col fiorino vivato in tasca. Vabbè, vivato in tasca e porto 4, come scrive il vernacoliere, già che per citare la tua amata Livorno, quindi. Hai capito, ragazzi? Cioè, il tema veramente è... Ma voi vi state rendendo conto di una cosa? La Federal Reserve, con un'inflazione americana che ha rialzato la testa, ha fatto il 2,4 questo mese, comunque taglierà i tassi. E sapete perché? Perché a novembre si vota e in America si vota largamente sul prezzo della benzina e su quanto costa il vivere. Sì, e mi sa che Trump vince allora. Gli americani non si fanno tutte queste pippe con la Salis. L'americano dice: quanti dollari mi lasci in tasca? E in base a quanti dollari mi lasci in tasca te voto. Ricordate il vecchio slogan: compreresti un'auto usata da questo signore? Io vi faccio una domanda. Ma quella la facevano per Nixon, purtroppo. Ma ora io ti faccio la stessa domanda, ve la faccio a voi. Comprereste un'auto usata da Giuseppe Conte? Ma neanche per idea. Allora, detto questo, vabbè, la Federal Reserve taglierà i tassi. La nostra Lagarde sta pensando di rialzarli. Che meraviglia. Ma secondo me questa tira la monetina per aria, quello che viene. Ma questa non capisce nulla. Ma il tema non è che non capisce nulla. Il tema è che lei è ostaggio della Bundesbank.
E la Bundesbank è una specie di mafia di San Gallo, cioè un luogo dove ci sono degli invasati ragionieri che non fanno i conti sulla necessità di mangiare. Capisci? Certo. E poi c'è un'altra cosa che va detta. Il nostro amico Giorgetti ha detto una cosa sacrosanta. Io voglio dare l'immagine ai mercati che l'Italia è un paese affidabile per abbattere di 100 punti lo spread. Voi lo sapete che se noi abbattessimo di 100 punti lo spread troviamo per strada una 60 di miliardi. Che meraviglia. Ok? Allora, però che cos'è che non rende oggi credibile l'Italia sui mercati internazionali? Il fatto che non potendo battere moneta e non avendo una sua indipendenza monetaria, non può trasferire le idee di sviluppo politico immediatamente alle imprese, ma deve passare dal via, cioè deve passare dall'Europa. Ma siccome in Europa ora c'è un signore che si chiama Germania, che è infinitamente più grosso di noi in termini di volume economico, che non sa che pesci pigliare perché gli è saltato per aria il modello di sviluppo, letteralmente saltato per aria. C'è una dichiarazione della Confindustria tedesca resa poche ore fa che ti fa accapponare la pelle. Loro si rendono conto che il loro sistema industriale è imploso. È chiaro Bene. questo? Bene. Allora la domanda è: ma noi possiamo affondare per tenere fede ad un'idea ormai invecchiata e non più attuabile, o ci conviene scappare? Direi Ecco, che ci... il non comprendere che ormai la faglia, lo scontro, la deriva dei continenti economici, America e Cina, dico Cina ma significa BRICS, dico America ma significa rapporti internazionali che gli americani hanno, quindi non prendete i singoli stati, prendete le aree di influenza, stanno avvicinandosi, e chi c'è nel mezzo che viene stritolato? L'Europa. Tutti gli indicatori lo dicono, tutti, non ce n'è uno che dice il contrario. Draghi ha provato a fare questo appello all'investimento, al salvataggio dell'Europa. Mi verrebbe da dire che assomiglia a Bocca di Rosa di Fabrizio De André, siccome non può più dare cattivi esempio, ora si limita a dare buoni consigli, perché lui è uno dei responsabili della costruzione di questo tipo di Europa. E però noi continuiamo a guardarci l'ombelico, continuiamo a discutere della cittadinanza, continuiamo a discutere delle frane. Io ho sentito in questi giorni dove in televisione mi chiamano continuamente su sta storia del cambiamento climatico, delle inondazioni. Sento delle robe, ragazzi, che veramente mi fanno rabbrividire. Ma che palle si può dire? Ma perché? Perché mi fanno rabbrividire? Per un motivo molto semplice, perché siamo rimasti fermi al dibattito cambiamento climatico sì, cambiamento climatico no. Il dibattito è un altro. Se c'è il cambiamento climatico o comunque ci sono dei fenomeni estremi, cosa puoi fare per limitarne l'impatto? E possiamo remare tutti dalla stessa parte per fermare l'impatto? E la domanda: è accettabile che a dirci che come si fa a regimare un fiume, a mantenere una montagna, bla bla bla, sia gente che vede scorrere il Danubio per migliaia di chilometri in pianure allagabili, alluvionabili, mentre noi abbiamo dei fiumi che quando arrivano a 100 chilometri sembra che sono Tamigi, con le montagne che distano 20 chilometri dal mare. Può essere che la politica verde che va bene per l'Olanda, un posto che se la rinaturalizzazione fosse portata all'estremo limite finirebbe sott'acqua, perché bisognerebbe di smontare le dighe, vada bene per la provincia di Belluno? Può essere? Decisamente no. Può essere. Bene, noi stiamo dentro un complesso normativo, perché sostanzialmente l'Europa è soltanto una montagna incredibile di regole che non distingue
la provincia di Belluno dalla Bassa Sassonia. Ecco, la domanda che vi faccio io: ha senso continuare a dire riscaldamento globale? E invece non faccio un'altra domanda. Ma ammesso e non concesso che ci sia riscaldamento globale, se piove della Madonna in Valtellina, come faccio a difendermi in quel modo? E allora l'Europa mi dà i soldi perché io faccia un piano di intervento tarato sulla mia realtà? No, perché mi devi dare i soldi sul Fondo Sociale Europeo in base a delle regole che mettono insieme i minimi denominatori comuni. Questa è la situazione in cui stiamo noi. Ma vi faccio osservare che la nostra politica non è arrivata a discutere il come dell'Europa, ma semplicemente il chi. Perché per tutto il tempo delle elezioni europee abbiamo discusso ECR, Partito Popolare, socialisti, verdi, come si pongono, come si fa. Sarà allora che la politica cominci a occuparsi del che cosa fare e del come farlo, piuttosto che di occuparsi di come perpetuare se stessa? Bella domanda. Allora, noi abbiamo ancora 1 o 2 minuti massimo e poi possiamo chiudere. C'è un nostro ascoltatore che mi scrive: ci sono i WhatsApp o si può solo chiamare? Chiama subito oppure mandami un messaggio, caro avvocato Bauer, però sbrigati, insomma, perché qui stiamo andando in chiusura. Fa comodo a tutti. Appunto, la zappa fa comodo a tutti, per cui tra l'altro ha appena scoperto di avere una TV smart e quindi ci sta vedendo per la prima volta. Quindi, ripeto, scegli un po' tu, 340-670-9659 oppure 029294-7222, fa ampressa perché tra poco noi chiudiamo. Carlo, stasera che si beve? Allora, stasera l'ho aperto oggi a pranzo e lo finisco stasera. Ho aperto un Chianti classico Castello Dama del 2006, quindi una bottiglia che ha 18 anni. L'avrei fatto sentire com'è, cioè ha la freschezza più o meno di quando è stato fatto, ha un'intensità di aroma, di profumi ovviamente un po' cambiati perché ha virato dalla frutta rossa caratteristica del Sangiovese ha un po' di asfalto, un po' di sigaro toscano, un po' di alloro, ma è di una piacevolezza infinita e soprattutto in bocca è seta pura. Meraviglioso, veramente. Te lo metti con una bistecchina d'agnello, la metti con una rista di maiale, ma ti dico la verità, anche con un pecorino non eccessivamente stagionato è perfetto. Oppure con i tuoi taralli alla napoletana, quelli strutto e piccanti, e ci mangi una perfettina di salame, di prosciutto. Mi sta venendo fame, Carlo, però non si fa così. Tu mi fai domande, io ti do risposte. Allora, Fabio da Vercelli, buonasera Antonino e Carlo, l'avete sentito il discorso di Orban a Bruxelles, le miserabili risposte da sinistra, quelli sì, i veri estremisti dal PPE, e poi non dovremmo incazzarci per questo baraccone? Sì, li abbiamo sentiti e ne abbiamo anche parlato, quindi se vai un po' indietro sul podcast o anche sui video sul canale YouTube e così via, troverai questa parte. Ancora, Gino domanda: io sono per l'Europa e gli europei, cambiando eventualmente democraticamente le cose con il voto. La Lega? La Lega è pure per l'Europa delle patrie. Tutti siamo per l'Europa, ma il problema è che non ci piace questa Europa. Questa Europa ha fallito, bisognerebbe avere il coraggio di dirlo. Questa Europa ha fallito, anzi sta fallendo, ma sta fallendo tecnicamente. Allora, io direi che per questa sera abbiamo finito. C'è l'avvocato al CEL. Ah, pronto? Avvocato Carissimo, Bauer, Danna, carissimo, buonasera Carli, buonasera a tutti i telespettatori. Noi abbiamo assistito oggi, volevo chiedere quest'ultimo flash, a una scena veramente disgustosa in Parlamento europeo con la von der Leyen che ha attaccato in maniera poco istituzionale. Il disgusto non tanto è per il merito quanto per il metodo, poi sul merito possiamo anche parlare, ma il metodo da un personaggio diciamo istituzionale come la von der Leyen ci si può aspettare di questo? Grazie a tutti.
L'avvocato Bauer, tra l'altro, è uno dei commentatori politici che potete ascoltare ogni tanto su Aria Fritta. Non vi dirò chi è, ma sappiate che è una persona seria, anche se fa l'avvocato Bauer. Carlo. Avvocato Bauer, che vuole che le dica? Che cosa si può aspettare da una baronessa sassone che ha mentito agli elettori tedeschi, nascondendo il fatto che pigliava i quattrini dai fabbricanti di armi, che ha mentito agli europei nascondendo il fatto che pigliava i quattrini dalla Pfizer, di cui peraltro il marito era un dirigente? Che altro si può aspettare se non l'arroganza aristocratica di una signora che capisce il giusto, che crede di essere nel giusto perché insanguata dalle istituzioni europee, che non si rende conto che i popoli hanno bisogni assai distanti rispetto alle sue Hermès e ai sorsi di tè che lei si fa solitamente con i biscottini al burro bavaresi. E con questo noi chiudiamo qua la nostra puntata, ci salutiamo con Donatella Rettore, Di notte specialmente, canzone tratta dal Festival di Sanremo 1996. Serve uno come Antonino Danna che ce l'ha d'oro. Ecco, che nel buio scintilla pure. E con questo abbiamo veramente chiuso in bellezza. Lo trovo splendido. Grazie per essere stati con noi. Carlo, sant'Iddio, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, come Carlo sarà d'accordo, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Sì, come no? Fascistille proprio, figuriamoci. Come disse della Palisse, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, speriamo che la morte ci trovi vivi. Esatto. Vi hanno parlato Carlo Cambi e Antonino Danna. Buonasera e che Dio ve la mandi buona. Avete ascoltato Ufficio Cambi. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte mi tornano alla mente proposte fatte come niente di notte. Le avventure avute facilmente sono acqua che mi sfiora leggermente, dimenticando continuamente. Di notte specialmente. Di notte specialmente si soffre raramente, di notte. Giocando solamente può essere importante, di notte. Ma in fondo è solamente divertente. Di notte, la notte specialmente. Di domani no, non mi domandare, tanto già lo so, avrai da lavorare, dolce di sicuro, o non ci starei, ma se fossi